Le prime impressioni su questa inaugurazione sono positivissime, eccezionali. La fama del padiglione precedeva la mia visita, sapevo che avrei trovato qui qualcosa di particolare, di veramente rappresentativo, la particolarità, la diversità dell'Italia, all'interno del quale poi l'iniziativa di dare spazio alle singole regioni l'ho trovata una cosa convenientissima, anche perché la diversificazione del prodotto Italia sotto diversi punti di vista può interessare un paese così ricco e così variegato come la Cina. Le aspettative della regione Sardegna nell'esposizione internazionale qui a Shanghai sono quelle di incrementare tutta una serie di contatti che ad opera dei nostri operatori, soprattutto nel settore turistico, ma non solo turistico, già da anni abbiamo in corso. La Sardegna è stata insieme all'Italia velocissima nell'aprire nuove strade di comunicazione con un paese nascente, esplosivo come la Cina, e per noi è fondamentale aprirci a mercati asiatici, far capire qual è la particolarità della Sardegna, tanto più sul tema così interessante come quello che determina diciamo, l'esposizione internazionale di quest'anno, cioè quella della qualità della vita sia in città che fuori dalla città, e io aggiungerei anche la longevità sui quali la Sardegna dopo il Giappone è maestra e ha dato diciamo, segnali positivi. La Sardegna alla Cina può dare parecchio in termini proprio di cultura, di tradizioni, di stile di vita, di meccanismi sì occidentali però anche sui generis mediterranei, oserei dire proprio isolani. Diversificazione che nella Cina ho già visto, vista la sua vastità in diverse regioni della stessa Cina, e quindi la possibilità nella peculiarità di trovare delle radici comuni, dei comuni modi di sentire e di essere.